Sindaco Teso, un nuovo anno, sono partiti i cantieri per l'ultimo stralcio di pedonalizzazione del centro, quello che riguarderà via del Campanile. Come sta procedendo questo step e cosa si prevede come modifiche intanto alla viabilità, lato pedonale e lato commerciale, che poi sentiremo un punto più specifico? Allora sì, i lavori sono partiti, ricordo che è un intervento deciso dalla precedente amministrazione su cui noi non abbiamo potuto mettere parola perché l'appalto è stato assegnato pochi giorni prima delle elezioni, nonostante avessimo chiesto di aspettare, però adesso insomma i lavori sono partiti e quello che dobbiamo fare è fare in modo che vengano terminati in tempi brevi e che il risultato sia nell'interesse della città, quindi sopportare il disagio che la città sta affrontando. Per questo stiamo anche valutando altre ipotesi su via Nazario Sauro, via Stefani, via Garibaldi, vedere di introdurre altri interventi di mitigazione per cercare di rendere un po' più fluido il traffico e alleggerire il disagio. L'attività di bonifica bellica è in corso, speriamo di non avere ordigni da rimuovere. I lavori si concentreranno sull'intersezione via 13 Martiri, via Ancillotto, dove siamo ora, proprio per riaprire al massimo in 6 mesi il collegamento, questa arteria fondamentale di San Donà. Non è stato possibile dividere il cantiere in più parti, c'è una miriade di tubi e cavi che passa sotto Corsillo Trentin, quindi questi vanno rifatti e tra l'altro una divisione in 2 tempi avrebbe protratto di altri 6 mesi il cantiere, quindi affrontare un anno addirittura di chiusura non era pensabile. Ribadiamo, la pedonalizzazione riguarderà via del Campanile, quindi lato destro guardando il Duomo e soltanto poi quando sono completati i lavori nelle giornate di weekend. Sì, questa è la modifica più importante che siamo riusciti ad apportare, anche grazie alla collaborazione con l'impresa Pacifici che ha vinto l'appalto. Via del Campanile non resterà isola pedonale permanente, come era il progetto originario, ma verrà chiusa solo nei fine settimana. Pensiamo di chiuderla il venerdì sera e tenerla chiusa fino al termine del mercato, quindi il lunedì primo pomeriggio, in modo da lasciare traffico libero durante la settimana e salvare anche alcuni posti auto, sia al lato della farmacia dove siamo adesso, sia sotto il campanile. Stiamo anche studiando a come arredare Piazzetta Trevisan, perché voglio rassicurare per l'ennesima volta, la fontana non viene toccata, toglieremo solo la struttura in ferro che reggeva il roseto e non la butteremo via. Stiamo pensando ad un posto dove collocarla e magari ripiantare le rose e fare un punto anche dove sia magari piacevole, non so, fare una foto, qualcuno suggeriva la Golena del Piave, insomma anche qui se ci sono idee ben vengano, siamo a disposizione. Assessore, siamo al primo lunedì di grosse modifiche per quanto riguarda i mercati. Questo ultimo stralcio di pedonalizzazione del centro come sta influendo sulla parte commerciale? All'interno di Piazza Rizzo sono stati spostati dei banchi, altri di via del Campanile in corso Silvio Trentin trovano collocazione vicino alla banca. Direi che è andato bene anche il mercato a chilometro zero di sabato 13, l'affluenza è stata direi molto ma molto buona e anche i giudizi estremamente positivi. Capisco il disagio perché il disagio c'è e si vede, però vedo che la collocazione trovata è abbastanza consona per dare una mano un po' a tutti, ai cittadini e anche a chi vende i propri prodotti.